Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre notizia di servizio, saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il Presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Anche oggi sicuramente molti i temi all'ordine del giorno. Sappiamo che il governo sta parlando per ora con le regioni sulle possibili riaperture. Ci sono molte richieste da parte delle regioni per poter riaprire prima possibile. Si parlava di un possibile allentamento a partire dal 20 di questo mese. Pare che oggi sia in programma un Consiglio dei Ministri per chiarire anche queste eventuali scelte. È più ipotizzabile però, secondo alcune voci, dall'inizio di maggio una riapertura graduale. Allora, prima di andare a vedere che cosa succede in giro per il Veneto, che cosa è successo, che cosa sta succedendo, parliamo ancora di riaperture, di vaccini, di tutto quello che è successo nelle ultime ore, con l'ultima dichiarazione ufficiale disponibile del governatore Luca Zaia proprio sui vaccini. Si è parlato anche di Johnson & Johnson e sulle riaperture. Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. La ripresa e il timing delle riaperture non può che partire dai dati. 1081 positivi oggi in Veneto, che però sono il 2,67% sui tamponi effettuati. Il virus inizia a frenare. I positivi calano, 63 pazienti Covid in meno ricoverati. Parte da qui la riflessione del Veneto, che parla di trend buono e cita a titolo esemplificativo la data dell'11 giugno fissata per l'avvio degli europei. Ora è tempo di parlare di come pianificare la convivenza con il virus. Per liberi tutti allora. C'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Abbiamo 60 giorni, 60 giorni più o meno, no? Più vaccinati uguale a più garanzie per le aperture è l'equazione che sottenderà tutti i ragionamenti del governo. Il Veneto è capofila per la stesura delle linee guida che le regioni proporranno a Roma. E così anche il Veneto punta a chiudere in settimana la vaccinazione agli over 80. Scenderanno in campo anche i sindaci. A chi ha più di 80 anni dico questo: in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione, o se non siete riusciti a prenotare, l'appello anche ai nipoti e ai familiari: tentate di interpellare i siti delle vostre ULSS. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono. Un piccolo esercito di irreperibili, la regione andrà ad intercettare anche questi. Per gli accompagnatori, voglio essere chiaro, oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità. Per gli over 70 dalla prossima settimana ci sarà la possibilità della doppia prenotazione anche per gli accompagnatori. La regione ha bisogno di sapere con certezza quanti si presenteranno, perché la disposizione di vaccini è scarsa. Oggi sono arrivate 126.000 dosi di Pfizer, che sono briciole. Ecco perché la posizione del Veneto, di Luca Zaia, sul caso Johnson & Johnson è questa. Io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire: Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti. La certezza, o almeno nel mirino della regione c'è la volontà di chiudere le vaccinazioni degli over 80 entro questa settimana. È appena arrivato, ma lo vediamo fra poco insieme, il bollettino con i dati ultimi disponibili sulle vaccinazioni. Vedremo se si sarà in grado di coprire almeno questa importante fascia di cittadini cosiddetti fragili, che poi vanno accompagnati in questa fase della campagna vaccinale con persone che hanno problemi di salute importanti. Si è parlato di riaperture e arriva proprio al volo un lancio di agenzia dal quale emerge una delle proposte che le regioni stanno facendo al governo nella bozza di riapertura, dalla parte naturalmente dei governatori. Si parla di almeno 1 metro di distanza frontale o laterale tra spettatori al cinema o al teatro se indossano la mascherina, e almeno 2 metri di distanza
qualora le disposizioni prevedano di non indossarla. È quanto prevede la bozza delle linee guida per la riapertura dell'attività che le regioni stanno sottoponendo al governo e al comitato tecnico scientifico. Dalle misure di distanziamento sarebbero esclusi familiari e conviventi. Si parla finalmente di cinema e teatri, di poter tornare nei cinema e nei teatri come indossando la mascherina secondo alcune linee, senza indossarla addirittura secondo le altre, con delle distanze prestabilite che però non andrebbero applicate ai conviventi. Vedremo poi se il governo, il comitato tecnico scientifico accetteranno queste proposte. Ce ne sono alcune che riguardano molte attività, ce ne sono alcune anche per le palestre e le piscine, le vediamo poi. Allora, abbiamo parlato di riaperture, i veneti non ce la fanno più, vogliono tornare a vivere, se non la vita di prima, una nuova normalità. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano i vicentini. Era ora, avendo figli adolescenti e grandicelli, sì. È giusto per riprendere la vita quotidiana, normale, la normalità più che altro. E quindi si può anche pensare alle vacanze? Certo, bisogna pensare alle vacanze, per pensare positivo più che altro. Era ora, speriamo che si riapra in sicurezza, con i contagi in calo. E si pensa anche alle vacanze oppure? No, le vacanze io sono sicuro che si va in vacanza, per forza, perché se ci tolgono anche quello. un anno va bene, ma davvero quest'estate. Sarebbe bellissimo, perché tanto la piazza ritornerebbe a vivere, ma specialmente tornerebbero a vivere le persone che invece oggi non vivono. E le vacanze, visto che si apre, magari si pensa anche alla vacanza? È una conseguenza. Prima vediamo che aprano e poi dopo ragioneremo sul resto. Aprire a maggio non ha nessun senso, da oggi a maggio non cambierebbe nulla. Auspico che aprano prima e basta, non ho altro da dire. Non c'è da essere ottimisti, c'è da essere realisti. Sicuramente sono contento, come tutti, soprattutto quelli che ce le hanno queste attività. Sì, sono contento, ovviamente mi sembra un passaggio che tutti auspichiamo e siamo ansiosi di avere questa opportunità. E quindi c'è anche il tempo di programmare delle vacanze, si può pensare anche a quello? Speriamo di sì, però dalle informazioni che ho già molti ci hanno pensato, quindi non sarà così facile trovare. Si parlerà sicuramente di vacanze fra qualche giorno, prima c'è da capire come si arriverà alle aperture. Pare che da questi protocolli, da queste bozze che si scambiano governo e regioni, si possa cominciare da maggio con una serie di riaperture comunque molto graduali. Tra le novità più importanti e quelle più richieste anche dalle regioni c'è tutta una serie di modalità nuove per la ristorazione. Sappiamo che la ristorazione, ma anche i bar, le pasticcerie, insomma gli esercizi pubblici stanno vivendo un periodo davvero difficilissimo. Si parla di distanziamento dei tavoli, quindi un ulteriore distanziamento rispetto a quello che avevamo visto nella prima riapertura, e la vera svolta, questo è quello di cui si parla di più in questo momento, è la riapertura serale, quindi il ritorno, magari anche, visto che si potrà stare all'aperto fra qualche giorno con la fine della brutta stagione che non vuol proprio andarsene, una riapertura anche serale. È tutto da vedere, è tutto da valutare, però il fatto che se ne parli in modo così insistente a poche ore da un Consiglio dei Ministri e comunque a pochi giorni da una possibile, ipotizzabile riapertura, insomma, è una buona notizia. Buone notizie che non arrivano invece dalle zone termali. Abbiamo sentito parlare di vacanze, le vacanze che sono saltate completamente, anche se si parlava soprattutto di turisti provenienti dall'estero, sono quelle che hanno portato la grande tristezza, come dice il titolo del nostro servizio, nelle terme padovane. La grande tristezza nel cuore turistico di Abano, il Gran Viale delle Terme, l'area pedonale, chi passeggia con il cane, chi si ritrova sulle panchine rigorosamente distanziato a parlare con gli amici. Turisti non ce ne sono, e pensare che questo periodo tra Pasqua e i tradizionali ponti di primavera è alta stagione per i colli. Istantanee dell'emergenza sanitaria, con i bar con le sedie accatastate, negozi chiusi e sfitti e locali che hanno deciso di attendere tempi migliori e non riapriranno prima di maggio, confidando in un nuovo decreto del governo.
A dire il vero, a Pasqua una quindicina di strutture di Abano erano aperte. Le cure termali sono possibili e la clientela si è potuta muovere anche da altre regioni. Un lavoro a metà, ma pur sempre lavoro. Dei 2 milioni di ospiti che ogni anno registra la città, 6 su 10 sono italiani. La mobilità tra regioni, che si auspica possa essere ripristinata in vista dell'estate, è la grande sfida e la grande speranza. E la città infatti sta puntando tutto sul ponte del 2 giugno con un evento diffuso dedicato allo yoga Abano Zen che tutti si augurano possa essere un nuovo inizio. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo in diretta via Skype adesso a Padova con la nostra Chiara Gaiani che in pattuglia con la collega Luisa Bertini ci racconta che cosa succede a Padova. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, direi che siamo proprio in pattuglia, infatti stavamo muovendoci in auto per andare nella destinazione del nostro prossimo servizio. Abbiamo individuato un posto, siamo a Limena, giusto perché così vi dico, insomma, stiamo andando verso Mestrino, ma di questo vi racconteremo poi nelle nostre prossime edizioni. Intanto però vi darei una notizia che è veramente arrivata da pochissimi minuti in redazione e riguarda un maxi sequestro. 113.000 mascherine FFP2 certificate per bambini in modo ingannevole che sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Padova. Sono entrati in azione i Baschi Verdi all'interno di un deposito in uso esclusivo ad una ditta cinese nella zona industriale di Padova. Ho messo giù proprio da pochi minuti il telefono con il comandante della Guardia di Finanza della Compagnia di Padova che nel pomeriggio ci racconterà i dettagli di questa importantissima operazione, ma soprattutto ci darà le informazioni riguardo al fatto del perché queste mascherine fossero certificate in modo ingannevole e di quali devono essere le attenzioni che il consumatore quando si reca in uno dei centri per l'acquisto di queste mascherine, le FFP2 garantiscono una maggiore protezione e quelle per bambini in realtà insomma vengono acquistate quando ci sono delle necessità. Vedi, mia nipote l'ha acquistata scorsa settimana durante una gara, quindi quali sono le attenzioni che deve avere il consumatore quando si appropinqua all'acquisto. Quindi 113.000 sono le mascherine che sono state sequestrate. Resterei in tema di cronaca Ferdinando e mi sposterei nell'Alta Padovana a Loreggia dove questa mattina poco dopo le 9 c'è stato un incidente nel tratto finale proprio della regionale 308, quindi ai confini tra le province di Padova e di Treviso, comune di Loreggia ma confinante con Resana, 4 mezzi coinvolti e una persona, un unico ferito grave trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova, ma anche di questo vi daremo maggiori dettagli nelle edizioni del nostro telegiornale nella pagina dell'Alta Padovana di Rete Veneta e finirei facendo il punto sulle vaccinazioni perché entro martedì, e questa è la novità delle ultime ore, i medici di famiglia si recheranno nelle case dei loro assistiti che non possono muoversi over 80 per eseguire la vaccinazione a domicilio. Sono 3.700 le dosi che sono state messe a disposizione dei medici di medicina generale dall'ULSS 6 EUGAN per la vaccinazione degli over 80 a domicilio. Sono dosi di vaccino Moderna, circa 6 a testa perché sono circa 600 i medici di medicina generale nella provincia di Padova, non sufficienti a coprire le vaccinazioni di tutti gli over 80 che sono a casa perché sono circa il doppio, 12-13 assistiti per medico di famiglia, ma entro martedì una prima parte di queste persone avrà la prima dose di vaccino Moderna. Chiara, allora possiamo dire una cosa, è appena arrivato in redazione il lancio di agenzia sull'operazione della Guardia di Finanza, possiamo dire di aver anticipato addirittura le agenzie nazionali dando la notizia in diretta, poi tutti gli approfondimenti, sicuramente anche immagini importanti per capire e chiarire di cosa stiamo parlando, le vediamo nei nostri telegiornali di questa sera.
interessante anche la parte sui vaccini, anche perché diciamo che i continui ritardi, spostamenti dovuti poi naturalmente alla scarsa disponibilità di dosi stanno mettendo un po' in apprensione quelle persone che vorrebbero invece chiuderla prima possibile. A naso vostro naturalmente, perché ogni provincia poi va un po' per conto suo, è possibile secondo voi arrivare alla copertura degli over 80 in provincia di Padova entro la settimana? Allora, come tutte le ULS, anche Padova farà questa grande prova del 9 con l'accesso diretto nelle giornate di sabato e domenica in tutti i grandi centri vaccinali, escluso il centro vaccinale di Loregge. Questa è un'informazione interessante per chi ci segue nell'Alta Padovana, dove questo non sarà possibile perché il centro è impegnato nei richiami che si stanno facendo degli over 80 in questi 2 giorni, quindi sabato e domenica, con degli orari che sono stati calendarizzati, ma la maggior parte dei centri vaccinali a questo accesso libero dalle 11 alle 13 sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. Gli over 80 da vaccinare in provincia sono circa 10.000 e alcuni hanno fatto la prenotazione in questi giorni pur con le difficoltà legate all'età. Ieri abbiamo raccontato questa storia che veramente a me ha aperto il cuore, di questi 2 anziani di Abano Terme che si sono sostenuti a vicenda. Lei aveva 83 anni, ha fatto la chiamata proprio in comune: il mio vicino di casa, 99 anni, vuole vaccinarsi, lo potete aiutare a fare la prenotazione? Adesso ci sarà questa modalità di accesso libero. Io credo veramente che questo fine settimana in provincia di Padova, e spero davvero in tutto il Veneto, segnerà la svolta per gli over 80 con tutte queste modalità. Ho parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici questa mattina, con Domenico Crisarà. Le vaccinazioni di chi invece è a casa resteranno ancora sospese, nel senso che se ne fanno metà, ma gliene servono ancora ai medici e di medicina generale di dosi. Arriveranno man mano che sono a disposizione, si prosegue e la volontà c'è, la macchina è in piedi. Io su questo fronte resto ottimista. Allora, la cosa estremamente bella è che nella grande trama di questa emergenza coronavirus i nostri colleghi, le nostre redazioni riescono a raccontare i piccoli fatti, grandi fatti di vita quotidiana, esperienze, storie che ci fanno sempre capire, ci fanno sempre cambiare anche punto di vista su quello che sta succedendo. Quindi ringraziamo Chiara Gaiani, Luisa Bertini per questo collegamento. Chiara, se ci sono novità importanti di cronaca non esitate a contattarci. Grazie, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro e buona giornata ai telespettatori. Torniamo in studio. Prima di andare in pubblicità potremmo, anzi no, lo vediamo dopo, perché c'è un bellissimo video che ci arriva dall'altopiano dei 7 comuni dove sta nevicando tantissimo. È l'ennesima giornata di nevicate imponenti da quelle parti. Ci è arrivato un video spettacolare da parte dell'assessore al turismo di Asiago, Nicola Lobbia, che ci dà sempre una mano con delle immagini proprio fatte al momento, ma lo vediamo fra poco, perché ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché fra 7-8 minuti arriverà anche il governatore Luca Zaia e saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile per parlare di emergenza coronavirus. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi minuti la conferenza stampa quotidiana del presidente Luca Zaia. Fra poco saremo già in grado di farvi vedere, grazie alla regia di Cristiano Facca, la sala stampa. Tutto pronto, microfoni già posizionati per una giornata che potrebbe essere molto importante, visto le trattative fra regioni e governo per le modalità delle riaperture, soprattutto la data delle riaperture. Prima però di vedere tutto questo, diamo un'occhiata a delle immagini davvero incredibili, bellissime, che ci arrivano dall'altopiano, come vi avevamo promesso. Ve le facciamo vedere. Questa è una nevicata naturalmente un po' rallentata, è un effetto che ha voluto dare l'autore del video, che è l'assessore al turismo di Asiago, Nicola Lobbia. Questo però non è affatto rallentato, potete vedere quanto sta nevicando in questo momento esatto nell'altopiano dei 7 comuni, e poi ne parliamo di sicuro nei telegiornali di questa sera. C'è anche un altro video che ci arriva, usciamo da questo, vi facciamo vedere l'altro al volo, ce lo mandano i nostri amici di
di Meteo Bassano, pedemontano del Grappa, naturalmente senza audio perché non ne conosciamo poi il contenuto. Questo è l'accesso ad Asiago. In questo momento vedete la nevicata incredibile. Avevamo parlato della neve del Cuculo un paio di giorni fa, con questa nevicata d'aprile, quella che i cimbri chiamavano la neve del Cuculo, perché arriva in questo momento in cui il cuculo comincia a cantare nel bosco, tradizionalmente a chiamare la primavera, però la primavera ci sembra un po' lontana in questo frangente dalla situazione dell'altopiano dei 7 comuni. Vedremo poi se ci saranno problemi o meno, soprattutto per quanto riguarda la viabilità o i problemi per le famiglie, ma al momento non ne risultano. Un altro video davvero molto interessante, però ci è appena arrivato in redazione proprio in questo momento e ve lo facciamo vedere, è la rottura del diaframma della galleria di Malo. Stiamo parlando della Pedemontana, momento storico, viene abbattuto il punto che divideva le due parti della galleria e quindi finisce così. Torniamo in studio sempre con la regia di Cristiano Facca che ci insegue in queste scorribande fra video e immagini che arrivano un po' dappertutto. Quello che avete visto ora era l'abbattimento del diaframma nella galleria di Malo della Pedemontana, quindi Galleria Nord, famosa Galleria Nord. Quindi quello che è stato annunciato nelle ultime ore dal governatore, ovvero l'apertura di un tratto Montebelluna-Bassano entro poco e naturalmente di novità riguardanti anche l'altro capo della Pedemontana, finalmente sta diventando realtà, un'opera importantissima per tutto il territorio, di cui parleremo di sicuro nei nostri telegiorni. Allora, in attesa di Luca Zaia entriamo nella modalità emergenza coronavirus e andiamo a vedere assieme i dati che ci arrivano questa volta dalla Regione del Veneto per quanto concerne le vaccinazioni. Sempre bene vedere per prima questa parte della tabella, perché ci sono 1.223.617 dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. Sono l'87,7% delle dosi fornite. Vuol dire che il Veneto insegue molto rapidamente quella che è e tallona da vicino quella che è la fornitura totale delle dosi che arrivano alle varie regioni. Naturalmente si spera sempre che ne possano arrivare di più per mettere in moto tutta la macchina organizzata dalla regione. Totale prime dosi 880.065, ovvero il 18% della popolazione. Comincia a crescere anche questo dato, essere arrivati quasi al 20% della popolazione complessiva veneta che ha la prima dose non è male, ma bisognerà fare molto di più se si vorrà arrivare a quelle riaperture, a quel libera tutti o più o meno che ci si aspetta per l'estate. Totali cicli completati, quindi persone totalmente immunizzate per questa campagna vaccinale, sono 343.552, ovvero il 7% della popolazione. Totale di anziani over 80 con almeno una dose, siamo a quota 86%. Questo è importante perché le categorie fragili, soprattutto gli anziani, sono quelle che vanno protette di più anche in un ambito ospedaliero, perché ovviamente per preservare le terapie intensive, per preservare la sanità e naturalmente per tutto quello che riguarda la salute delle persone anziane. Scendiamo nella seconda parte della tabella, vediamo che rispetto alle ultime 3 settimane, dove c'erano fra le 180 e 190.000 dosi inoculate, a ieri sera, per quanto riguarda la settimana dal 12 al 18 aprile, si va un po' a rilento. Si sapeva, era stato confermato, annunciato e ribadito che stanno arrivando meno dosi di quelle che servirebbero. Bisognerà correre un po' di più quando torneranno ad arrivare le dosi. Queste sono invece tutte le varie ULSS, il lavoro che stanno facendo le varie ULSS. Vedete il totale. Ultimo dato prima di uscire da questa tabella è quello che riguarda le somministrazioni di ieri. Sono 16.000 in più, nel totale 9.007 le prime dosi, 6.006 cicli completati. Quindi per quanto riguarda, torniamo pure in studio sempre con la regia di Cristiano Facca, vediamo che per quanto riguarda le
le coperture, si è deciso di arrivare a fare il secondo vaccino, cioè la seconda dose alle persone per arrivare a immunizzare il più possibile. Adesso, quando cominceranno a ritornare le forniture importanti, ci sarà la possibilità di ripartire anche con altre fasce di età. Abbiamo sentito anche a Padova come stanno andando le cose. Allora, prima dell'arrivo di Luca Zaia, vediamo, visto che i dati appena giunti dall'azienda Zero della Regione Veneto li fornisce il governatore all'inizio della conferenza stampa, noi vediamo i dati di ieri sera, sono gli ultimi disponibili, 14 aprile ore 17. A ieri sera eravamo scesi addirittura a 28.643 attualmente positivi. È un'ottima informazione perché siamo scesi di 10.000 unità nel giro di non moltissimo tempo. Sono 337 i casi positivi riscontrati nelle ore pomeridiane di ieri, ed è anche questo un dato in linea con il calo generalizzato importante che si sta annotando. Sono 398.095 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, e anche qui si veleggia rapidamente verso le 400.000 unità, però questo dato è tallonato da vicino dalle 358.427 persone che sono guarite, che si sono poi negativizzate. Purtroppo ha sforato quota 11.000 la conta dei decessi, sono 11.025, ormai da un paio di giorni siamo sopra questa quota, e scendiamo nella seconda parte della tabella, perché se questa può essere anche interpretata positivamente, la cartina di tornasole di questa tabella è quella che riguarda la sanità, le colonne della sanità. 1.737 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.445 ancora positive, 292 che si sono negativizzate, 271 le terapie intensive impegnate, di cui 249 con persone ancora positive, 22 con persone che si sono negativizzate. Questi dati sono in netta discesa da ormai parecchi giorni, e complessivamente siamo quasi sotto, anzi dovremmo essere praticamente, no, siamo attorno alle 2.000 persone ricoverate complessivamente, ed è molto importante perché anche qui si era ben sopra questi dati. Il fatto che stiano respirando anche le terapie intensive, che erano più di 300 solo qualche giorno fa, sommate alle 250 che in media sono occupate da pazienti che non hanno il coronavirus, ci dà un'immagine di una sanità che in questo momento sta respirando un po' e che potrebbe essere pronta, assolutamente non dovesse succedere, ad affrontare un'ennesima ondata di casi importanti di coronavirus. Infatti vedete le differenze con gli ultimi dati disponibili, ovvero 16 ricoverati in meno in area non critica e 11 ricoverati in meno in terapia intensiva. Ci sono anche purtroppo 6 decessi da segnalare, un numero che cala costantemente, però anche qui sarebbe molto importante arrivare a 0 e vedere fermata la conta delle persone che perdono la vita con il coronavirus. Questi erano i dati, abbiamo visto prima i dati dei vaccini, che sono purtroppo rallentati negli ultimi giorni per le note faccende legate alle forniture internazionali delle dosi, e abbiamo visto anche i dati dell'emergenza sia dal punto di vista dei contagi che dal punto di vista sanitario. Questo è quello che ci serviva per poter arrivare alla conferenza stampa di Luca Zaia. I dati nuovi li avremo fra qualche istante. Noi non vediamo ancora il governatore, e quindi vediamo alcuni spunti che ci arrivano dai lanci nazionali di agenzia, perché ci fanno sapere che l'essere vaccinati non farà cadere l'obbligo di utilizzare la mascherina in bar, ristoranti, cinema e teatri. Lo prevede la bozza delle linee guida che le regioni sottoporranno al governo, sottolineando che ad oggi le indicazioni scientifiche non escludono la possibilità che chi sia stato immunizzato possa contagiarsi comunque e diffondere il virus. È un passaggio davvero importante questo. Si ritiene, questa è una nota dell'ANSA appena giunta in questo momento in redazione, che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali, scrivono le regioni, non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici. Sottolineiamo, queste sono bozze, sono proposte
è probabile che si arrivi comunque a qualcosa di simile quando si andrà a chiudere la trattativa fra governo e regioni, però è importante sapere che anche in caso di riaperture importanti già dal mese prossimo saremo comunque obbligati a utilizzare la mascherina negli esercizi pubblici e nei teatri e cinema. All'aperto è probabile che rimanga l'obbligo di utilizzare la mascherina, ovvio l'attenzione sempre massima deve essere quella per la distanza, il distanziamento sociale e per l'uso di quelli che sono gli igienizzanti delle mani. Allora, non abbiamo ancora notizie riguardanti Luca Zaia, quindi vi forniamo sempre alcune informazioni che ci arrivano dalle nostre redazioni. Per esempio ne arriva una che riguarda comunque il Veneto, perché parliamo della mostra del cinema di Venezia, abbiamo appena parlato di riapertura dei cinema e dei teatri, quindi si può benissimo anche parlare della mostra del cinema. Ci dicono che Roberto Benigni sarà Leone d'Oro alla carriera alla 78esima mostra internazionale del cinema di Venezia, lo ha annunciato la Biennale, la decisione è stata presa dal CDA della Biennale di Venezia appunto, che ha fatto proprio la proposta del direttore della mostra Alberto Barbera. Quindi quando ci sarà la mostra del cinema, il Leone d'Oro di quest'anno, questa è un'anteprima che possiamo darvi perché ormai è ufficiale, sarà Roberto Benigni, il comico ben noto, insomma vincitore anche di un Oscar. Allora, torniamo a dare un'occhiata alla sala stampa della Protezione Civile di Marghera, dove non ci risulta che sia ancora in arrivo il governatore Luca Zaia, no, non ci danno informazioni i nostri colleghi sul posto. Noi non ci arrischiamo a uscire da quelli che sono i collegamenti proprio per dare immediatamente la linea a Marghera, a Venezia, non appena vedremo arrivare Zaia e l'assessore Lanzarin. Parliamo ancora però di vaccini, perché il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto pochi istanti fa per una puntualizzazione molto importante sul vaccino Johnson & Johnson. Allora, Speranza dice che l'auspicio è che ben presto ci possano essere elementi di chiarezza che ci permettano di iniziare a utilizzare un vaccino che sarà importante per la campagna vaccinale, essendo monodose. Allora, la campagna vaccinale è ormai entrata nel vivo già da un pezzo, sappiamo che si aspetta l'arrivo di dosi importanti. Aveva parlato il generale Figliuolo solo qualche giorno fa di una 50 di milioni, quindi parecchie dosi in arrivo per l'Italia, una copertura sostanzialmente totale entro giugno, però l'arrivo di Johnson & Johnson, che ricordiamo è un vaccino basato su una singola inoculazione, sarebbe fondamentale per accelerare i tempi, coprire altre categorie che magari adesso si fa fatica a raggiungere. Vediamo comunque che anche a livello nazionale le notizie, le informazioni, quello che sta succedendo con la campagna vaccinale sono sempre molto complicate, c'è sempre un po' di incertezza. Noi sappiamo il Veneto va avanti per la sua strada, continua a macinare dosi, quelle che sono a disposizione. Ad esempio ieri sera c'è stata una sessione, possiamo chiamarla così, speciale in notturna proprio dell'ULSS 7 Pedemontana, che ha vaccinato moltissime persone dalle 20 alle 23. Una scelta, quella di allargare la forbice, di allargare l'orario di vaccinazione per cercare di andare a prendere più persone possibili. Naturalmente parliamo delle categorie che in questo momento rientrano nel mirino della regione e delle aziende sanitarie. Sono stati vaccinati moltissimi anziani, noi siamo andati sul posto, li abbiamo intervistati, ne abbiamo parlato con loro, gli abbiamo chiesto come la vedono, insomma, qual è il loro punto di vista su questo momento così importante. Diciamo che gran parte della popolazione, soprattutto gli anziani, non vedono l'ora di potersi vaccinare, di poter avere la seconda dose, di rispondere quindi in modo positivo alle chiamate che arrivano dalla regione. Noi abbiamo qualche minuto, vedo, di ritardo con il presidente Zaia. Chiedo alla regia naturalmente di tenerci in doppia finestra, vediamo se arrivano informazioni dai nostri colleghi, ma al momento
non ci risulta ancora niente in arrivo. Allora andiamo avanti ancora con quelle che sono le notizie sull'emergenza coronavirus. Vi facciamo una specie di rotocalco di notizie appena arrivate in questo momento in redazione, man mano che arrivano noi ve le diamo. Parliamo sempre del ministro Speranza che ha riferito alla Camera per un'informativa importante sulla situazione vaccinale. Allora, queste sono le parole del ministro Speranza, queste che vi sto per citare. Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia. Non sottovaluto le difficoltà, ma ci sono le condizioni, dice il ministro, per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle vaccinazioni. Ricordiamo, fuori parentesi, che le vaccinazioni, la campagna vaccinale, almeno in Veneto, è iniziata subito dopo Natale, 27-28 dicembre, ci pare di ricordare fossero quelle le date. Quindi dal punto di vista tecnico ormai sono più di quasi 4 mesi che questa campagna è partita e dopo alcune settimane a rilento, abbiamo visto il grafico prima, sono ormai 3 settimane che si marcia a ritmi molto alti. Perdere ritmo in questo momento è abbastanza pericoloso per quello che è il risultato finale. Siamo convinti che poi arriveranno le dosi prima possibile e che potranno essere inoculate. Dice il ministro Speranza, tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino, quindi confermato l'arrivo di importanti dosi. Ricordiamo, qualche giorno fa il generale Figliuolo aveva detto che ne sarebbero arrivati 50 milioni entro giugno. 50 milioni sono davvero una fornitura molto importante. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera, ricordando di aver detto anche la verità, dice il ministro, e purtroppo non sappiamo a cosa fa riferimento anche quando era scomoda. Allora, cominciamo a pensare che magari ci sia un ritardo di qualche genere nella conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Noi siamo già collegati, quella che potete vedere è la sede della Protezione Civile di Marghera, proprio in questo istante, circa un quarto d'ora di ritardo. Vediamo, ci arriva adesso una nota dall'Appe, si tratta dei ristoratori, in questo caso un'associazione di ristoratori padovani, e il presidente del Veneto, ci dicono, Luca Zaia, dopo l'incontro con la delegazione dell'Appe, suggerisce ai sindaci di agevolare la concessione dei The Horse estivi. Appello degli esercenti a tutti i comuni della provincia plateatici sul modello Padova. Quindi Padova, che ricordiamo è insomma una città che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista del tempo libero, sia degli aperitivi, famosa la cosiddetta movida padovana, ma anche della ristorazione, e Padova fa scuola. Quindi ci dicono che Zaia abbia diramato un appello ai sindaci della regione affinché tutti possano agevolare la concessione e l'ampliamento dei The Horse estivi, quindi degli spazi all'aperto, quanto mai vitali in questo periodo pandemico. Un annuncio pubblico che ha riempito di orgoglio i componenti della delegazione dell'Appe di Padova, quindi vicepresidente Lionello e il consigliere Vincenzo Allegra, perché Zaia ha tradotto, ci fanno sapere i ristoratori molto contenti del risultato dell'incontro con il governatore, in azioni operative uno dei tanti punti che i ristoratori stessi avevano sottoposto in una sorta di quaderno delle doglianze, lo chiamano loro, quindi una serie di istanze da parte del comparto della ristorazione per poter arrivare a una riapertura immediata o comunque in piena sicurezza. Allora, ci riferiscono di quello che è stato detto in questa riunione. Zaia avrebbe parlato di devastazione finanziaria ed economica subita dagli esercenti, che è sotto gli occhi di tutti. I pubblici esercizi, avrebbe detto il governatore in questa riunione, noi naturalmente non ce lo dice Zaia, ce lo dicono i ristoratori, poi chiederemo al governatore conferma di queste parole. I pubblici esercizi vanno aiutati su più livelli, organizzando con gradualità e buonsenso un piano per le riaperture, perché dovremo iniziare una fase di convivenza con il virus. Sulla fase di convivenza con il virus ormai sono tutti d'accordo. Sappiamo benissimo che nonostante le vaccinazioni, nonostante tutto quello che si sta facendo
per mettere in sicurezza la popolazione, i veneti, gli italiani in generale, bisognerà convivere con il virus. Vediamo che c'è l'assessore, è arrivato, sentiamo che cosa è successo, vi lasciamo a Venezia. Allora, buongiorno, scusate ma purtroppo c'è la conferenza delle regioni in atto e si stava proprio parlando di riaperture. Il Presidente è impegnato in un'altra video sulla Champions League, su un'altra, sì, Verona, esatto, e quindi c'è una presenza appunto del Presidente in questa, poi al limite Carlo dirà meglio, insomma non ho notizie, quindi ci siamo un po' alternati nelle conferenze, quindi siamo arrivati insomma in ritardo, però cerchiamo di recuperare. Con me c'è il dottor Toniolo di Azienda Zero che dà anche alcuni poi riscontri rispetto il sequestro di mascherine e altre cose che ci sono state, insomma, che avete chiesto negli ultimi giorni. Allora, facciamo anche veloce così recuperiamo. Allora, bollettino, test tamponi molecolari 4.784.639, sono 18.138 in più nelle ultime 24 ore. Test rapidi invece 4.091.917 più 15.677 negli ultime 24 ore e quindi il totale di tamponi in più rispetto alle ultime 24 ore sono 33.815. Prego. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.085 che rapportati ai 33.815 tamponi che sono stati eseguiti ieri danno un'incidenza del 3,21%. Il numero dei positivi è 398.843, compresi chiaramente i 1.085 in più di ieri, mentre le persone positive oggi, quello era il dato da inizio pandemia, quindi dal 21 di febbraio 2020, il dato dei positivi di oggi è di 28.332. Come vedete è un dato che è in continua discesa. Eravamo a numeri superiori ai 30.000, siamo oggi a 28.332. Il totale dei ricoveri è di 1.950 per Covid, con un meno 63 rispetto a ieri. Quindi rispetto a ieri sono state dimesse 63 persone. Che le vediamo in questi due cartelli. 1684 l'area non critica, quindi meno 52 persone, 266 quindi meno 11 per quanto riguarda invece la terapia intensiva. Il dato complessivo dell'occupazione ad oggi delle terapie intensive tra persone Covid e persone non Covid, che quindi sono in terapia intensiva per altre patologie, è di 266 le persone che sono quindi in terapia intensiva per il Covid, 281 le altre persone che sono in terapia intensiva e quindi oggi abbiamo un totale di 547 persone nelle terapie intensive del Veneto. Il totale dei morti è 11.041 più 23, quindi rispetto alle ultime 24 ore, e i dimessi sono 19.349 più 119, quindi 119 persone sono state dimesse sempre nelle ultime 24 ore. Allora, come vedete i numeri sono numeri che rispecchiano l'andamento che c'è nell'ultima settimana, soprattutto quello di occupazione ospedaliera, con quindi questo calo che ci fa ben sperare.
anche nei confronti delle terapie intensive, che vediamo insomma è un calo degli ultimi giorni continuativo, e quindi questo sicuramente denota che c'è una minore insomma, incidenza rispetto appunto a numeri che avevamo invece 15-20 giorni fa, e questo sicuramente ci fa ben sperare. Continua la campagna vaccinale in parallelo. Ieri abbiamo vaccinato, trovo il bollettino perché non l'ho stampato, quindi aspettate un attimo, no ce li ho. Allora, ieri abbiamo vaccinato 16.356, abbiamo fatto 16.356 somministrazioni e abbiamo raggiunto, per quanto riguarda la popolazione over 80, l'86%, quindi siamo all'86% per quanto riguarda la vaccinazione della popolazione over 80. È arrivato ieri i quantitativi di Pfizer che aspettavamo. Infatti a magazzino questa mattina abbiamo 172.123 dosi divisi tra i 3 vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, perché appunto ieri è arrivata la consegna di Pfizer, e questa mattina prima mi hanno detto che sono arrivate le 13.000 dosi di AstraZeneca. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo già visto a metà mattinata, oggi ci sarà un numero di vaccinazioni molto superiore insomma ai dati che abbiamo visto negli ultimi 3 giorni, perché erano legate al fatto che non c'erano più vaccini e dovevano comunque mettere a magazzino i vaccini per le seconde dosi. Quindi rinizia con la consegna di ieri di Pfizer anche numeri più importanti che conoscevamo e abbiamo visto la settimana scorsa, i 25.000, insomma comunque numeri più importanti. Per questa settimana mi sembra che non sono previste ulteriori consegne, quindi con i 13.000 consegnati oggi di AstraZeneca questa settimana si chiudono le consegne. Non mi risulta ci siano ancora notizie rispetto all'arrivo di Moderna, che abbiamo detto che è stato annunciato, ma non conosciamo quando arriva Moderna. Per quanto riguarda Johnson & Johnson invece voi sapete che era previsto l'arrivo, ma poi è arrivato a livello nazionale, ma al momento non è stato distribuito tra le regioni. Quindi è arrivato a livello nazionale ma non è stato distribuito tra le regioni, in attesa probabilmente di pronunciamenti diversi. Abbiamo fatto la riunione questa mattina, la consueta riunione con i direttori generali, e abbiamo visto che ogni direttore generale si sta organizzando per la chiusura della target degli over 80, quindi stanno vaccinando proprio le ultime persone che rimangono. A noi, secondo i nostri dati, rimangono circa 50.000 over 80, all'interno dei quali ci sono quelli a domicilio che ogni USL sta facendo sia in maniera autonoma con le USCA, sia anche attraverso i medici di medicina generale che si stanno organizzando e continueranno quindi al domicilio anche la settimana prossima. Ma ci sono anche delle persone, quindi le aziende stanno anche controllando comune per comune per verificare, perché ci sono anche degli over 80 che rinunciano in maniera volontaria al vaccino. Quindi è chiaro che non raggiungeremo mai la quota del 100%, ma ci sono anche, stanno raccogliendo anche quelle quindi indicazioni da parte di persone over 80 che rinunciano in maniera volontaria al vaccino, per capire quanto può pesare anche questa quota di persone che rinunciano al vaccino. Tutte le USL, dicevo, si stanno organizzando, la maggior parte hanno fatto degli accessi liberi durante il fine settimana per le ultime persone che sono rimaste fuori e che per 1000 motivi non sono state raggiunte dalla lettera, dalla telefonata, dall'SMS, oppure sono comunque scappati agli elenchi incrociati, e quindi mi sembra che quasi tutte le USL, oltre a quelle che hanno in programma, hanno anche previsto delle aperture ad accesso libero proprio per queste persone. Chiaramente con l'arrivo di Pfizer continua la vaccinazione sempre rispetto
i target che sono definiti da ordinanza del generale Figliuolo, quindi finiti gli over 80, fragili, super fragili, disabili, quindi tutta quella categoria, e continua in parallelo, anche perché è portata avanti da molti medici di medicina generale, la categoria 70-79. No, 70-79 con AstraZeneca, salvo persone che abbiano delle patologie tali per cui è previsto il vaccino RNA messaggero Pfizer o Moderna. Questo per quanto riguarda la campagna vaccinale. Voi sapete che domani c'è anche la famosa cabina di regia che si esprime rispetto ai parametri che vengono calcolati. I calcoli che abbiamo noi e che quindi aspetteremo come sempre la conferma di domani venerdì sono di un RT a 0,81, un'incidenza di 134 su 100.000 abitanti, e poi gli altri due dati legati invece all'occupazione ospedaliera che prevedono il 26% di occupazione di area non critica. Sapete che il limite nazionale è il 40%, e il 27% di area di terapia intensiva di area critica, dove invece il limite è il 30%. 26 e 27. Quindi tutti questi dati voi sapete che sarebbero condizionale da scenario giallo. 0,81 e 134 sono sicuramente da scenario giallo. Però siccome siamo oggi in base all'ultimo decreto che arriva fino al 30 di aprile, solo con i due scenari previsti, ossia area arancione o area rossa. Quindi salvo, e non credo che ci siano, insomma rimarremo in area arancione con questi dati. Due parole rispetto alla conferenza delle regioni che è in corso, con cui si sta parlando di riaperture, meglio si sta parlando delle linee guide propedeutiche alle riaperture. Le regioni, come voi sapete, si sono impegnate a fornire ad aggiornare e semplificare le famose linee guida che erano già state presentate, già state poi approvate alla conferenza delle regioni un anno fa. Abbiamo avuto mandato, dico abbiamo avuto mandato perché sapete che questo tavolo è coordinato dal Veneto assieme alle altre 4 regioni, Emilia, Lombardia, Toscana e Campania. Abbiamo avuto mandato di iniziare con alcune linee guida e quindi sono state dalle prevenzioni di queste regioni e poi appunto dal coordinamento degli assessori licenziate e presentate oggi in conferenza delle regioni, quindi in questo momento le linee guida per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda le palestre e le piscine e per quanto riguarda il cinema e il teatro. Vengono mantenute, siccome so che circolano già le linee guida, quindi sono già state, mi sembra ci sono già in alcuni siti, perché sono state chiaramente mandate a tutte le regioni, quindi sono già di dominio. C'è la discussione in corso, quindi adesso vediamo come si chiude la discussione. Però l'idea è quella appunto di cercare di fornire al Ministero, agli organi competenti queste linee guida per cercare di anticipare se possibile le riaperture. Le conoscete già, credo, quindi non entro nel dettaglio rispetto... No? Non le conoscete? Allora, no, pensavo, mi hanno detto prima, sentivo prima il Presidente Marsiglio che diceva che erano già sui siti, quindi pensavo che anche voi aveste letto i siti, quindi... Sì, su alcuni siti ci sono nazionali anche... Va bene, allora vi do qualche indicazione io, no? Va bene. Noi ci chiediamo dell'assessore. Oddio, grande responsabilità, va bene. Allora, per quanto riguarda la ristorazione, c'è una premessa che dice che si deve privilegiare il più possibile attività all'aperto o in qualsiasi caso se le attività all'interno dei locali con l'obbligo, salvo insomma condizioni meteorologiche non lo permettano, di finestre, porte aperte in modo che ci sia una maggiore areazione possibile.
con la distanza di 1 metro per quanto riguarda appunto i tavoli, tra i tavoli, e che può arrivare in alcuni casi a 2 metri all'interno se i scenari epidemiologici prevedono uno scenario insomma ad alto rischio, se no la distanza tra tavoli è quella di 1 metro. È prevista poi la mascherina durante tutti i percorsi, salvo quando poi si è seduti a tavola. Raccomandazione della misurazione della temperatura, la prenotazione online o comunque la prenotazione in modo poi da mantenere anche la lista delle persone per i 14 giorni in caso di cluster e quindi di tracciamento degli eventuali contatti stretti delle persone, e poi tutte le altre misure di igienizzazione e quant'altro. Per quanto riguarda palestre, piscine, le stesse cose, quindi misurazione della temperatura, igienizzazione, quindi dispense per l'igienizzazione, prenotazioni in modo da evitare assembramenti e quant'altro, e le distanze poi del metro dei 2 metri durante l'attività fisica, del metro invece in altre attività che non siano durante l'attività fisica. Per quanto riguarda cinema e teatri, stesse misure che ho detto prima. È prevista invece la distanza di 1 metro tra le persone con l'obbligo della mascherina. Se è possibile i 2 metri invece non c'è l'obbligo della mascherina, ma è a discrezione, cioè di mantenere la mascherina durante quando si è seduti. Non vengono riportate le capienze dei 200 o dei 1000 che erano previste precedentemente, perché erano comunque previste in base a DPCM e altro, quindi ci siamo limitati solo a dare delle indicazioni, insomma, senza mettere nessun limite di capienza. Non ci sono le linee guida che le regioni hanno presentato, ci sono solo le indicazioni del metro di distanza tra spettatori con mascherina o i 2 metri senza mascherina, facoltativa, non obbligatoria. Perciò non c'è limitazione nei locali, nei cinema e teatri? Come capienza nelle linee guida non abbiamo messo una limitazione di capienza. Prima era 200 e mi sembrava 1000 adesso, perché erano contenuti, quindi queste sono, ripeto, delle linee guida che le regioni, quindi adesso chiuderanno e poi verranno inviate al Ministero, al CTS, insomma a chi di competenza, con l'auspicio insomma che ci siano anche possibilità di riaperture prima delle previsioni insomma che sono previste. Non c'è una data chiaramente, perché non possiamo e non siamo in grado di dire una data. C'è una premessa che prevede anche che queste linee guida prevedono quindi l'apertura di queste categorie anche in scenari ad alto rischio, che potrebbe essere, quindi oggi il scenario ad alto rischio è in base alla colorazione, quindi quando si è in fascia rossa, salvo un'attività di screening e testing, quindi agli avventori piuttosto che insomma le persone che frequentano, quindi è tutta da definire, anche con l'utilizzo dell'autosomministrazione. Perché in parallelo sta lavorando il gruppo di lavoro di revisione dei parametri, dei famosi 21 parametri, in cui stanno lavorando anche su discorsi di questo tipo, ossia che con un'azione mirata di screening di testi potrebbero, condizionale perché poi è sempre demandato agli organi superiori, rimanere aperto anche in quel contesto alcune attività. Però è una discussione in corso. Io mi fermerei qui. Allora, prima di dar la parola al dottor Toniolo, facciamo un giro. Adesso vedo io, comincia a Tosato che ho fatto per primo e poi li metto in ordine io. Grazie. Assessore, buongiorno. Ecco, per quanto riguarda il dato epidemiologico, no? Lei faceva notare che sono numeri da zona gialla, non lo sono abbondantemente. Il DPCM non prevedeva una deroga, però è vero che prevede soltanto zone arancione e zone rosse fino al 30 aprile,
Ma non prevedeva anche una deroga nel caso di calo verticale del contagio? Ma c'era una finestra che prevedeva, più che una deroga, prevedeva la possibilità che ci sia un confronto e una revisione, però non abbiamo notizia di questo. No, avete notizie, no. Quindi insomma non è il caso di farsi illusioni sulla zona gialla. Lo vorremmo tutti, ma non credo che da qui a lunedì non cambierà nulla, insomma, essendo domani venerdì, lo vedo molto difficile. È probabile invece o possibile un passaggio in zona gialla alla fine della prossima settimana? È tutto da vedere rispetto a quello che vi dicevo, e quindi le richieste delle aperture, anche se con limitazioni, quindi privilegiare all'aperto, quindi privilegiare quindi chiaramente non contesti di assembramento e quant'altro, e quello che sta facendo in parallelo il gruppo tecnico che cerca di rivedere i 21 parametri. È difficile dare oggi un'indicazione, non lo so, però è una discussione in corso. Sì, no, ma siccome sono appunto due piani distinti, no? C'è il discorso delle aperture e poi c'è quello delle classificazioni. Sulle aperture c'è l'interlocuzione con il governo. Per quanto riguarda la classificazione invece, io non ho capito se è in corso una qualche interlocuzione, perché se il dato epidemiologico è da zona gialla, insomma, se non è domani, almeno la prossima settimana potrebbe essere fatto pesare questo elemento. No, ma sicuramente l'interlocuzione che dalla conferenza anche delle regioni di oggi ci sarà poi con il governo sarà quello di cercare anche di allentare e rivedere. Dopo, se questo accadrà prima del 30 di aprile, lo vedremo, insomma è difficile oggi dirlo. Il tavolo sulla revisione dei 21 parametri si inserisce anche nelle classificazioni, quindi è chiaro che il tavolo, stanno lavorando, so che la dottoressa Russo anche ieri ha sentito il dottor Rezza, il dottor Brusaferro su questo, stanno lavorando e stanno cercando di fare delle proiezioni di quelli che potrebbero essere i scenari con i nuovi parametri. Mi auguro che nell'arco di una settimana anche questo passaggio sia finito, insomma, quindi speriamo che ci siano anche delle sorprese positive anche per noi. Modello previsionale, il vostro modello previsionale, è un po' che non se ne parla. Le previsioni sono quelle di una ulteriore discesa, di una curva ormai avviata verso il basso, oppure... No, allora abbiamo visto e stiamo vedendo che da più giorni c'è questa discesa, quindi viene da ritenere che sia iniziata effettivamente la discesa, che è meno ripida dell'altra volta, però, perché l'abbiamo vista, è molto meno ripida della discesa che abbiamo avuto a gennaio. Dal 31 dicembre in poi abbiamo avuto una discesa molto ripida, se vi ricordate, che era anche inspiegabile. Questa è meno ripida, ma però è continua, quindi insomma ci fa pensare che effettivamente stiamo andando verso uno scenario di questo tipo. È chiaro che anche la bella stagione, a parte questi ultimi giorni, insomma sicuramente lo sappiamo, aiuta. Grazie. Allora io qui ho Bonet, Vanzan, Pettenò e Moscati nell'ordine. Sì, Assessore, buongiorno. Sul tema dei tempi ha detto che non ci sono date, quindi non si sa quando sarebbe possibile riaprire. Oggi l'unica data che noi abbiamo è quella dell'ultimo decreto, che è quello del 30 di aprile con... 26, 30 aprile scade, 30 aprile viene riscritta. Ah, ok. Del decreto legge del 30 aprile e quindi noi siamo fiduciosi che con la scadenza di questo ci sia un nuovo provvedimento con anche delle tempistiche ben definite. Le risulta che ci siano dei presidenti, mi riferisco a Friuli, Venezia Giulia e provincia di Trento, credo, mi hanno scritto appena adesso i colleghi, che hanno intenzione di anticipare l'apertura dei bar e dei ristoranti con un'ordinanza regionale? Non ho sentito, quindi non so questa cosa, non è emersa, almeno fino a questo momento ero in conferenza, non è emersa, e c'era sia chiaramente il nuovo presidente Federica ma anche il presidente Fugatti, ma non è emersa questa cosa. Va bene, un'ultima domanda invece sul tema delle prenotazioni. Tanta gente ci chiede come si deve fare
Nel caso in cui, diciamo così, l'appuntamento non vada a buon fine per i più svariati motivi, non è arrivata la fornitura e quindi l'appuntamento viene disdetto, oppure altri casi di persone che arrivano a fare l'anamnesi e in sede di anamnesi si scopre che dovrebbero ricevere Pfizer non c'è, quindi vengono rispedite a casa. Tutte queste persone devono riprenotarsi sul portale, perché abbiamo diverse segnalazioni di cittadini a cui viene detto... Direi che facciamo rispondere, visto che abbiamo qua fatalità anche l'ingegnere Toniolo. Perché per chiudere il ragionamento da molte di queste persone Toniolo, detto, facciamo rispondere al dottor Toniolo. Ci facciamo sentire noi, però poi non sentono più niente. Ma facciamo rispondere allora poi... in limbo. Facciamo rispondere poi al dottor Toniolo. Vanzan. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Ritorniamo allora per cortesia sulle linee guida che avete proposto. Sì. La trafila qual è? Voi come Conferenza delle Regioni presentate la proposta e poi l'ultima parola spetta al Governo? Certo. Va bene. CTS, Governo, insomma il passaggio dovrebbe essere quello. Quindi. Bene. Ci sono regioni favorevoli e altre contrarie a queste linee guida che avete presentato? No, le linee guida sono... c'era la discussione per alcuni particolari ma cose minime, quindi sono tutti concordi. Ristorazione, quindi si mangerà all'aperto? Sono tutti concordi, nel senso di dire sentiamo il senso di responsabilità, però riteniamo che bisogna anche allentare, quindi aprire con cautela, con responsabilità, con le dovute misure. Sì, però aprire con cautela in scenari ad alto rischio mi pare che non sia tanta cautela. Cioè lei prima ha detto c'è l'ipotesi anche di mantenere le aperture di tutte queste attività anche in scenari ad alto rischio, c'è la proposta che si va a interfacciare col lavoro che stanno facendo il gruppo tecnico sugli scenari per prevedere, ma mi sembra che sia un po' anche quello che è stato detto dal governo in generale, nel senso che mi sembra che un po' tutti dicono dobbiamo ragionare d'ora in avanti con non più aperture e chiusure, ma con capire come riusciamo a mantenere aperti le attività. Non saranno tutte, non lo so, insomma verificheremo quali alcune probabilmente insomma avranno un impatto diverso eccetera, ma anche quando ci sono scenari di un certo tipo. Mi sembra che sia anche l'intenzione, almeno espressa, io l'ho sentita insomma anche a livello nazionale, e quindi è stata proposta, inserita, insomma, di valutare anche questa possibilità. E, Assessore, l'ultima cosa, rispetto alle precedenti aperture, quelle della scorsa estate, quando eravamo più liberi perché la situazione epidemiologica era mutata in maniera positiva, le novità sarebbero quelle, se non ho capito male, ristorazione solo all'aperto con finestre e porte aperte? Sì, però prevediamo anche, non so se non l'ho detto prima, noi prevediamo l'apertura anche durante la cena, non solo il pranzo. Sì, scusi, pranzo e cena, però voglio dire con finestre... Con finestre aperte, con appunto il distanziamento previsto che vi dicevo. Benissimo. Certo. E l'altra novità invece sulla mancata previsione della capienza. Cinema e teatri. Per quanto riguarda cinema e teatri, prima c'era una capienza e mi sembra che c'erano anche... erano diverse le distanze tra spettatori, in questo caso diciamo 1 metro con mascherina, 2 metri anche senza mascherina. Musei? I musei non li abbiamo affrontati, adesso affronteremo, perché ci è stato chiesto, tutto il comparto fieristico delle fiere, tutto il comparto legato al turismo, quindi anche il discorso spiagge, tutte attività ricettive, alberghiere e quant'altre, e anche la parte della cultura che manca. Quindi in questa proposta di nuove linee guida entreranno anche questi capitoli di cui ha accennato adesso o saranno successivamente? No, sono successivi, nel senso sono presi in esame dal tavolo tecnico che dovrà produrre delle linee guida da presentare alla prossima conferenza delle regioni. Quindi se dovesse esserci, scusi se insisto ma è per capire, se dovesse esserci una nuova disposizione di apertura riguarderà solo questo primo blocco? Questo è il primo blocco, che è stato emanato da parte della Conferenza delle Regioni. Nulla osta che il governo, chi per esso, insomma, possa anche predisporre altre cose. Noi stiamo lavorando per blocchi di, tra virgolette, priorità o comunque insomma che sono state indicate dalla conferenza. Il primo blocco era questo, la settimana prossima ci concentreremo sul prossimo blocco. Ma ipotizziamo che il 1° maggio si apra e se non è il 1° maggio il 26 aprile, cioè un po' prima della fine del mese. I primi a ripartire non sarebbero le spiagge, sarebbero ristorazione, cinema e teatri, piscine e palestre, giusto? Oggi sono pronte quelle linee guida per quanto riguarda le conferenze delle regioni. Grazie. Perché si ritiene che c'è un po' più di tempo insomma per il resto. Pete no.
Adesso c'è in corso solo la riunione della conferenza delle regioni, perciò tra le regioni. Il confronto con il governo, come è previsto rispetto alla linea guida che state mettendo a punto? Allora, le regioni si stanno confrontando per presentare una bozza di linee guida per le riaperture al governo. Poi il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente Fedriga, presenterà queste proposte al Governo e si capirà che sorta di apertura avremo da parte del Governo. Ma perciò non è previsto un incontro Stato-Regioni? C'è un incontro oggi pomeriggio, c'è l'incontro oggi pomeriggio per alcuni provvedimenti che stanno passando adesso in Conferenza delle Regioni, oltre qui chiaramente alla discussione sulle linee guida, ma non mi risulta che ci sia un confronto Stato-Regioni, ci sarà un confronto tra il Presidente Fedriga invece e il Ministro Speranza o gli altri Ministri. Ma si era parlato di un incontro, almeno così ho letto, anche con il Presidente del Consiglio Draghi, con le regioni, oggi su che tema? Perché non è sulle linee guida. Oggi pomeriggio mi risulta che ci sono tutta una serie di incontri con le regioni legati al Recovery Fund in cui sono presenti vari ministri. Perciò non col Premier Draghi almeno? Non mi risulta, a me personalmente non mi risulta che ci sia il Premier Draghi, ma ci sono 6-7 ministri, quindi c'è uno spazio per ogni ministro. Ma però perciò sul tema del Recovery Fund. Ma queste linee guida perciò nel confronto che avrete sulle riaperture devono passare attraverso la CTS e poi una decisione politica da parte del governo. Pensate che venga fatto questa settimana, la prossima settimana o quando ci sarà una data in cui potrà esserci un'ufficialità da parte del governo su questo? Ma oggi non siamo in grado di dare nessuna tempistica, nessuna data. Oggi la Conferenza delle Regioni le licenzia come Conferenza delle Regioni, le presenterà a chi di dovere, CTS, Ministro della Salute, Ministro appunto che tiene i rapporti con le regioni e poi vedremo che iter ci sarà e che tempistica. Un'ultima domanda nelle linee guida, parlate anche del cosiddetto coprifuoco, si è parlato di allentarlo, perciò di spostarlo più in avanti, lo stop ai movimenti? Non si è parlato del coprifuoco e quindi anche rispetto a orari serali per apertura di ristoranti e quant'altro non c'è nessun riferimento, perché si aspetta di capire che posizione o che indicazione ci sarà a livello nazionale. Però il fatto che voi chiedete la riapertura dei ristoranti, se rimanesse così dovrebbe essere fino alle 22, non oltre, perciò. Oggi c'è il coprifuoco fino alle 22 chiaramente, però siccome anche questa è una norma che deve essere reiterata dal governo, vedremo cosa succede. Grazie. Moscati. Sì, buongiorno Assessore. Buongiorno. Io ritorno un attimo sulle vaccinazioni degli over 80 che è abbastanza urgente perché si terrà questi giorni. Allora, alcuni segnalano che siccome le indicazioni, soprattutto questa è nella Marca Trevigiana, l'ULSS della Marca Trevigiana, nelle raccomandazioni si chiede di presentarsi al punto vaccinale con tessera sanitaria, eccetera, e come modulo per l'acquisizione del consenso copiato e firmato. Ora molti si preoccupano, intanto abbiamo degli anziani che come categoria ormai siamo sui 90 anni perché chiaramente gli ottantenni sono già stati vaccinati, eccetera, eccetera. Ma comunque anche avessero 80 anni si preoccupano perché ovviamente il modulo non lo scaricano da internet. Ecco, allora sappiamo che invece in realtà io lo so, ma lo volevo rassicurasse lei su questo, che lo trovano anche lì. Tranquillizziamo e rassicuriamo. È chiaro che per una questione anche di, diciamo così, insomma, economia dei tempi si chiede se è possibile, quindi se la persona è in grado di farlo, ha una stampante, si può scaricare, riesce a compilare le parti che riesce per quanto riguarda il modulo informato e quant'altro. Non c'è nessun problema se una persona, perché non riesce, perché non ha la stampante o perché è una persona anziana, perché quando si reca al punto vaccinale trova i moduli e trova anche chi aiuta a compilare i moduli. Ecco, sì, era solo una rassicurazione che volevo, grazie. Allora,
il primo giro, se non ci sono altre mani che si alzano è finito. Allora, possiamo dare la parola al dottore. No, la faccio spostare di qua, quindi al dottor Toniolo che vi fa una panoramica rispetto alla questione mascherine, quindi il sequestro che c'è stato in tutta Italia, non solo in Veneto, di questa partita di mascherine. E poi c'erano anche delle domande rispetto appunto al portale che sicuramente risponde in maniera più dettagliata. Buongiorno. Mascherine. Il sequestro, l'oggetto del sequestro sono delle mascherine FP2 e FP3. In Veneto di queste mascherine oggetto di sequestro ne erano arrivati 6 milioni e 133 per la precisione. Sia per quanto riguarda gli acquisti ma anche per la verifica di quello che è arrivato, tutte mascherine arrivate dalla Protezione Civile di questo sequestro. In questo sequestro non sono oggetto di sequestro mascherine acquistate da Azienda Zero per conto delle forniture decise a livello regionale. Dicevo che sia per quanto riguarda l'individuazione delle caratteristiche dei prodotti, dei DP da acquistare, sia per quanto riguarda la verifica una volta arrivati, il Veneto Azienda Zero si è organizzata con il proprio personale ovviamente, ma anche col supporto di tutti i responsabili di sicurezza di tutte le aziende che a turno, in base ovviamente alle disponibilità lavorative, compatibilmente con gli impegni di ogni azienda, hanno costituito questo gruppo che hanno via via, ripeto, definito le caratteristiche tecniche del materiale da acquistare. Noi abbiamo di prossima indizione una gara proprio di dispositivi per la protezione individuale, ma anche hanno deciso e hanno verificato le documentazioni dei prodotti in arrivo. Per queste mascherine dichiarate idonee e quindi acquistate da Protezione Civile non è stato possibile visionare la documentazione tecnica a supporto e quindi da subito sono state destinate non a livello di rischio per cui sono costruite, ma a livello di rischio medio-basso, sostanzialmente l'analogo dell'utilizzo della mascherina chirurgica, quindi non sono mai state utilizzate, non è mai stata data indicazione dell'utilizzo nelle realtà, nelle strutture organizzative a rischio alto. E sono state utilizzate tipico gli uffici amministrativi, i reparti senza contatti con persone Covid e altre strutture territoriali dove il tema della vicinanza, del contatto con persone infette o a rischio infetto era significativo. Questa partita di mascherine in linea di massima sono arrivate nel mese di luglio e sono state destinate a queste finalità da luglio in poi, tendenzialmente fino a ottobre-novembre, dopodiché sono state utilizzate le mascherine acquistate da Azienda Zero su gara regionale. E su 6 milioni e 100 sono 4 milioni e 100, l'avevo già comunicato, lo confermo, avevo detto 4 milioni e 100 sono depositate presso i magazzini di Azienda Zero, mentre stiamo concludendo la verifica e la quantificazione di quello che è depositato presso le aziende sanitarie. Tra aziende sanitarie ed RSA sembrano allo stato attuale sono circa 200.000, siccome manca ancora qualche riscontro credo che arriveremo sui 300.000, quindi vuol dire che 4 milioni e 4 milioni e mezzo su 6 milioni e 100 sono a deposito e sono ovviamente sequestrate. Il consumo perciò è circa di 1,5 milioni, 1,4 milioni. Il consumo avvenuto, ripeto, da luglio a ottobre-novembre. Ricordo che per quanto riguarda mascherine tipo questa che indosso io, le chirurgiche, il consumo medio giornaliero in quel periodo di ripresa della pandemia era circa di 100.000 mascherine al giorno, quindi vuol dire che 1,5 milioni è stato consumato tendenzialmente in 10 giorni, 15 giorni. Ecco. Faccio anche presente che
nelle gare d'appalto quella che viene bandita, che è stata bandita e che probabilmente è in fase di interlocuzione per alcuni chiarimenti chiesti da chi intende partecipare alla gara, verrà conclusa penso nel mese di giugno. Noi abbiamo anche previsto per tutti i DPI indicati in questa fornitura, abbiamo anche previsto la possibilità da parte della stazione appaltante, cioè da parte delle aziende di Azienda Zero, anche le verifiche presso i laboratori accreditati di quanto dichiarato con dei test specifici, di quanto dichiarato nella documentazione a supporto. Quindi se io dichiaro che una mascherina ha un livello di filtraggio o qualche altra caratteristica di un certo tipo, noi prevediamo a nostra discrezione, a discrezione delle aziende, di poter effettuare delle ulteriori analisi proprio di test nei laboratori accreditati a fare questo tipo di attività. Quando arriveranno, ovviamente. C'era il discorso del portale. Sì, portale. Allora, il portale è costruito in modo tale di poter prenotare e con il codice della prenotazione poter anche disdire la prenotazione. Per le fattispecie che ha indicato lei, però, questo è un lavoro da back office, nel senso che nel momento in cui io mi presento al tavolo dell'accettazione per la vaccinazione, da lì sia l'appuntamento per la seconda vaccinazione, come avviene già adesso, a meno che non si tratti in futuro di Johnson & Johnson, sia gli eventuali spostamenti e attività di back office, e cioè a carico degli operatori. Ho saputo anch'io che ci sono stati alcuni fraintendimenti su questo messaggio, abbiamo già fatto incontri, ne faremo degli altri, soprattutto in funzione delle prossime aperture significative come numero di possibili prenotazioni nei prossimi giorni, per chiarire questo aspetto. In ogni caso, eventualmente la persona, se vuole operare autonomamente, deve prima eliminare la prenotazione che ha fatto e dopo può riprenotare. Se non elimina la prenotazione fatta, non riesce a prenotare perché risulta che ha già una prenotazione in corso. Ma l'idea è quella di non imporre o fare questa, come dire, operazione in più al cittadino, ma di dare, nel momento in cui uno si presenta al tavolo, tanto la convocazione per la seconda dose, tanto il rinvio a una seduta successiva nel caso in cui il vaccino di cui ha bisogno non è disponibile in quel momento. Allora, domande per il direttore dell'Azienda Zero, Vanzan. Direttore, buongiorno. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa e lei aveva detto cercheremo di sistemare alcune cose. Sì. Volevo capire sempre il tema delle persone fragili, disabili, quelli che avevano il codice fiscale che non veniva riconosciuto per varie motivazioni. L'INPS ha fornito i dati fino da un certo anno in avanti, alcuni dati ce li avevano le ULSS. L'assessore ci aveva detto stiamo incrociando tutto. A che punto è il lavoro che avete annunciato? Noi abbiamo fatto un'operazione anche più radicale, stiamo testando la possibilità che indipendentemente dall'essere compreso nella lista o meno, una persona, sotto ovviamente sua responsabilità, si prenota, praticamente una forzatura della prenotazione, con la sua obbligo di presentarsi alla vaccinazione con i documenti che attestano che lui appartiene a quella categoria, fragile, disabile, o le eventuali altre categorie che le ordinanze del commissario dovessero andare a individuare. Quindi siamo a buon punto, lo stiamo testando e quindi non è ancora attiva, ma sarà attiva nei prossimi giorni, in modo tale da anche evitare questa ulteriore difficoltà. Quindi all'inizio della settimana avete una previsione di data? Vediamo come funziona, sarei abbastanza ottimista nel riuscire a farlo in pochi giorni. Altre domande? Filippo Tosato. Ecco, qual è la situazione per quanto riguarda gli accompagnatori, i caregiver? Nel senso che finora mi sembra la regola era quella dei 65 anni e della convivenza. Però era stata anche annunciata una circolare innovativa, mi sembra, su questo. Allora,
Quella dei 65 anni era nata, se vi ricordate, un paio di settimane fa e era nata un po' in maniera così, insomma, spontanea. L'aveva lanciata il Presidente, quindi avevamo e non era ancora in funzione il portale con le prenotazioni. Avevamo detto nel momento in cui è in funzione il portale con le prenotazioni non c'è più la possibilità per l'accompagnatore o convivente di andare automaticamente, quindi di presentarsi al punto vaccinale. Oggi cos'è previsto? Oggi noi ci attestiamo in quelle che sono le norme, le indicazioni che sono all'interno del piano nazionale e recepite dal piano regionale, nel senso che sono possibili i caregiver o conviventi, insomma, ecco, delle persone con disabilità, perché questo è previsto nel piano. E quindi prevediamo una persona per disabile che ha la funzione quindi di caregiver piuttosto che di assistente familiare o quant'altro, e poi sono possibili i conviventi, però solo per alcune patologie, alcuni target, che sono i trapiantati, che in parte sono già stati fatti, gli oncologici, quelli che rientrano però che sono quelli sotto trattamento o comunque che hanno avuto l'evento molto ravvicinato, non tutti gli oncologici, perché è giusto che spieghiamo anche questo, se no creiamo aspettative e confusione. Le persone che hanno immunodeficienze o comunque, insomma, che hanno problemi di questo tipo, e per i bambini, cioè siccome il vaccino non è previsto per gli under 16, per tutte le persone, cioè le persone che hanno un figlio under 16 o disabile o comunque che ha patologie appunto di un certo tipo, è prevista la vaccinazione per i conviventi. Queste sono conviventi, quindi entrambi i genitori in questo caso. Grazie. Posso rilatare? Alda Banzan, prego. Chiedo scusa. Direttore Toniolo. Scusate, qualcun altro ha domande dopo? Grazie. Direttore Toniolo, in merito a questa spiegazione che ha dato l'assessore, il portale è già funzionante? Perché era la cosiddetta formula del 2x1 tipo supermercato, cioè prenoto un posto e ne ho due. Per i disabili da subito abbiamo fatto così, perché tutti i disabili sostanzialmente hanno titolo a far vaccinare anche il caregiver. Per quanto riguarda i conviventi, noi abbiamo elaborato tutti gli under 16 che appartengono a quelle categorie a cui ha fatto riferimento l'assessore, per individuare i genitori o i fratelli, perché è tutto il gruppo che ha titolo a essere vaccinato. Su questi mi intrometto solo perché ieri c'è stato l'incontro con i pediatri di libera scelta per quindi sottoscrivere, insomma, e chiudere l'accordo con i pediatri di libera scelta, e l'accordo che, insomma, noi andremo a sottoscrivere, ieri c'è stata un'interlocuzione con loro, è quello effettivamente di vaccinare i genitori dei loro assistiti, quindi di questi ragazzi under 16 con queste patologie, quindi i pediatri potrebbero vaccinare tutta questa categoria che è stata calcolata circa in 15 soggetti, quindi 15 bambini con problemi per pediatra, più o meno, insomma, ma a spanne sono numeri che noi stiamo un po' diciamo così costruendo a spanne, che vorrebbe dire 30 genitori e poi bisogna capire se hanno figli maggiorenni, perché se hanno figli che sono sotto i 16 anni chiaramente non vengono vaccinati, quindi ecco, e quindi potrebbe essere questa la dimensione. Quindi parliamo, facendo un calcolo, noi abbiamo fatto un calcolo poi non so se con bacio o meno, sulle 15.000, 20.000 persone. Circa, sì. Per gli under 16 parliamo 15.000, 20.000 persone per i ragazzi under 16 che non possono essere vaccinati, che rientrano in queste categorie, quindi i genitori hanno diritto della vaccinazione nella priorità con le persone fragili. Quindi per riassumere, il portale è già predisposto, no, dottore? Per quanto riguarda invece, diciamo, gli accompagnatori noi prevediamo che in questo caso l'accompagnatore si possa prenotare autocertificando la sua situazione. Anche questa è una cosa che è pressoché pronta,
prossima attivazione, in modo tale che anche in questo caso non vado ad integrare le informazioni che abbiamo già con quello che uno ritiene di dover dichiarare, di dimostrare al momento della vaccinazione. Chiaramente l'invito è a non abusare di questo, ma effettivamente, perché altrimenti diventa un po' più complicato gestire tutta la giornata di vaccinazioni. Quindi di fatto oggi funziona un posto per 2 solo per i disabili che possono, che sono sì, già riconosciuti. Perché quello è certo per tutti. Grazie. E con questo sentiamoci domani. Scusateci ancora ritardo.